Negli ultimi 10 anni nell'Unione Europea si è assistito ad una diminuzione delle superfici coltivate a mais, scese a 8,4 milioni di ettari nel 2017. L'Italia, con circa 650.000 ettari investiti, di cui un quarto coltivati in Veneto, è il paese che ha registrato la riduzione maggiore, meno 38,3%, leggermente superiore a quella del Veneto, meno 37,1%. Tuttavia, grazie a un netto miglioramento delle rese, la produzione totale è aumentata, attestandosi a circa 65,4 milioni di tonnellate di mais, un terzo in più rispetto al 2007. Nel 2017 le importazioni di mais dell'Unione Europea sono aumentate del 36,1% rispetto al 2007. Quasi un terzo della crescita è imputabile all'Italia, che ha raggiunto i 5,3 milioni di tonnellate nel 2017. Di queste 1,4 milioni sono importate dal Veneto, raddoppiate rispetto al 2007, metà delle quali da extra UE. Le esportazioni di mais sono state pari a circa 17,5 milioni di tonnellate, più del 90% verso altri paesi UE. In sintesi, l'Unione Europea a 28 dipende oggi dalle importazioni provenienti da paesi extra UE, specie dall'Ucraina, per oltre il 50%, seguita a distanza dal Brasile. La produzione italiana, infine, copre poco più della metà del fabbisogno interno, come nel Veneto, dove il cosiddetto indice di autosufficienza ha seguito un andamento analogo a quello nazionale.